Sit-in di protesta stamane da parte dei sindaci del nostro territorio contro le condizioni della sanità in provincia e diversi primi cittadini che hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'appello era stato lanciato giorni fa dal primo cittadino di Naro, onorevole Brandare, ed è stato accolto dai suoi colleghi. I sindaci hanno manifestato le proprie contrarietà circa le condizioni in cui versa la nostra sanità, un focus sugli ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera, dove la carenza del personale sta provocando enormi disagi verso i nostri pazienti che sono costretti a rivolgersi anche ad altre strutture fuori provincia. C'è chi propone addirittura di commissariare la sanità in Sicilia, come il sindaco di Alessandria della Rocca Bubello, e di fare una class action contro lo Stato italiano che non garantisce quanto sancito dalla Costituzione sul diritto alla salute. Il Nord, continua Bubello, ha gemonizzato le strutture ospedaliere della nostra terra. Chi, come i sindaci della zona montana, denunciano anche le difficoltà ad accedere alle strutture ospedaliere, considerando le strade che non sono delle migliori e che per raggiungere i nosocomi ci vuole molto tempo, con gravi rischi per quei pazienti che si sentono male e quindi non raggiungere in tempo le strutture ospedaliere. La riunione è proseguita poi presso il comune di Agrigento, dove è stato previsto un incontro con il commissario dell'ASP Zappia. Ci riappropriamo di un ruolo e simbolicamente per me è riappropriazione di quanto prevede la legge 833, che dà ai sindaci, massima autorità sanitaria locale, il potere di programmare gli interventi, e quindi per me il commissario è una persona brava, ma i sindaci ci riappropriamo oggi di quelle che sono le nostre competenze. Per quanto mi riguarda abbiamo una sanità di livello africano, tipo emergency, quindi noi abbiamo diritto di avere garantito quanto prevede l'articolo 32 della Costituzione, che recita così: la Repubblica garantisce il diritto alla salute. Io faccio una provocazione anche ai miei alunni: dobbiamo fare una class action delle nostre popolazioni contro lo Stato italiano che non ci garantisce gli standard sanitari, che hanno Zaia che vuole l'economia e l'autonomia differenziata, che c'ha il Piemonte, che c'ha la Lombardia, che hanno le regioni Toscana, che sono l'eccellenza. Quindi noi qua oggi basta la colonizzazione, perché abbiamo le loro fondazioni del nord dentro i nostri ospedali. Ecco, e sfido chiunque a non ricordarsi che abbiamo il Maugeri a Sciacca, a Ribera, che non abbiamo anche la presenza degli ospedali Rizzoli nel nostro territorio, e quindi si fa il viaggio della speranza, si prendono i soldi, la visita privata, poi si va al nord e poi ci affittiamo la casa perché non c'è il posto letto qua, ma lì si trova, lì ti fanno gli esami subito, il diritto alla salute è garantito ed è esigibile subito. Qua da noi siamo gente trattata non come cittadini italiani ma come nordafricani. La sua Alessandria della Rocca è rimasta senza guardia medica? La mia Alessandria della Rocca è rimasta con le persone ad aspettare la guardia medica che non arrivava, ma la cosa più grave è che la proporzione di questi termini: un infarto ad Alessandria della Rocca, la probabilità di morire è il 90%. Un infarto ad Agrigento può darsi che se trovi a pronto soccorso qualcuno che ti aiuta, che non è detto e lo sappiamo, forse ora ci hanno fatto il maquillage perché arrivavamo noi, però noi sappiamo che ad Alessandria della Rocca l'aspettativa di vita di un mio concittadino è sicuramente inferiore rispetto a quello del resto d'Italia, e io non ci sto perché non ho le strade per arrivare al primo pronto soccorso, che è Ribera, che d'altra parte è molto precario. Non parliamo di quello di Sciacca perché la nostra gente sta lì posteggiata, le zanzare, quello che c'è, perché io sono stata un utente, ecco, sono una di quelle che va al nord per curarsi, sono reduce di un intervento che dovrò fare tra poco a Careggi, ma lì è una sanità di eccellenza, ma qua noi siamo la Repubblica Italiana, non possiamo essere trattati peggio di come si possono trattare gli immigrati che si mettono accatastati nei centri di accoglienza. Allora, diamo il diritto alla salute perché è un diritto soggettivo, esigibile, e lo pretendiamo che questo si faccia. Quindi la mia controparte non è il dottore Zappia, per essere chiari io lo voglio dire ai miei colleghi, la mia controparte è l'assessore e il governo nazionale, perché nella Costituzione c'è scritto che c'è il principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Quindi se la regione siciliana non è adeguata e non mi può garantire questo diritto, intervenga in via sussidiaria come prevede la Costituzione, che non è un opzionale che la si applica quando la si vuole.
vengano subito a commissariare questa regione e ci diano alla provincia di Agrigento i laboratori nel mio distretto, perché il diabetologo è arrivato ora, 6 ore di diabetologo con una popolazione di anziani e vecchi e ammalati. Ma che fa, scherziamo? Smobilitare tutto. Io reduce di un incontro con il dottore Zappia, perché ci hanno tolto pure un ginecologo dal consultorio. Ma che fa, stiamo scherzando? Ma dico, noi siamo anche italiani e io, se oggi sono qua, anche se ho dimenticato la fascia perché sono reduce, dico, di un viaggio al nord no, dico, la porto nel cuore perché mi ha votato la mia gente e oggi sono qua per i tanti anziani. I problemi sono problemi che ci trasciniamo ormai da parecchio tempo. Inoltre siamo in un momento di emergenza, perché questo sta accadendo un po' in tutta l'isola, ma a maggior ragione nella nostra ASP, perché se pensiamo che deve intervenire il prefetto per mandare i medici o comunque per suggerire di cercare di far arrivare i medici dell'esercito, significa che noi non siamo assolutamente in una situazione che consente, diciamo così, di dare sanità e di offrire sanità. La goccia può essere stata la dimissione volontaria del primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, forse. Sicuramente la questione è una questione seria. Su questo versante noi oggi siamo riuniti per questo motivo, c'è l'ospedale di Sciacca, e anche l'ospedale di Sciacca, malgrado il grande lavoro che fanno i medici, riescono a coprire forse tripli turni, non doppi turni, malgrado questo la situazione è allarmante, quindi non possiamo stare con le mani in mano, lo dico da sindaco, lo dico da rappresentante di una politica regionale e penso che poco serve essere di maggioranza o essere di opposizione. Se c'è un problema, ed è un problema aperto, ed è un problema che riguarda la salute dei cittadini, ma può riguardare la mia di salute, io credo che noi dobbiamo trovare strategie e soluzioni possibili. Sento da parecchio tempo parlare di medici stranieri, io nella nostra ASP non ne ho visto arrivare ancora neanche uno, soluzioni con incentivi. Allora le questioni aperte sono tantissime, il confronto con il commissario a volte è servito, a volte non è servito. Sono tanti i problemi che attanagliano gli enti locali, sono tante le difficoltà, ma è al momento di dire basta. Sulla sanità non possiamo assolutamente scherzare. Tutti i governi regionali che si sono succeduti hanno scherzato tanto sulla sanità. Oggi l'emergenza ci porta a dire che dobbiamo mettere un punto su questo tema e esigiamo risposte certe e soprattutto credibilità su questo versante. I comuni della montagna siamo totalmente isolati, per arrivare al primo pronto soccorso utile mettiamo un'ora e mezzo, la Palermo-Agrigento sapete in quale condizione ancora dopo 13 anni si trova, per raggiungere Corleone difficoltà enormi e tra l'altro anche il punto nascita è stato soppresso, l'unico punto di riferimento è Sciacca e lì la Cianciana Ribera versa in condizioni drammatiche. E allora che cosa vogliamo fare? Richiamiamo l'articolo della Costituzione a intermittenza? Non è possibile. Oggi attendiamo risposte celeri, attendiamo risposte concrete e vogliamo che i nostri cittadini abbiano